Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano, siamo in Arabia, abbiamo fatto una buona qualifica, se non erro siamo decimi, no, ottavi scusate, no forse decimi ma sono state delle penalità, prima volta in Arabia, però raga, in certe gare devo mettere la traiettoria, perché per esempio in questo circuito qua con o senza mi cambia troppo. Chiedo venia purtroppo non giocando sempre, soprattutto con i tracciati nuovi, faccio più fatica, questa è la realtà, quindi era. Strategia, cominciamo con le medium per poi passare alle dure, non posso fare il contrario. Boh, vai, andiamo così e basta, chiaramente. Questa è la strategia di gara. Go, 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 si parte ragazzi, Gran Premio dell'Arabia, mai fatto grandi risultati. Anche perché ho giocato pochissimo, sto tracciato, mi sono sempre ritirato subito. E vai che andiamo. Partenza sublime. Stare molto attento perché qua sappiamo che colpire gli avversari è una cosa che il Cube fa molto spesso in questo tracciato. Aia. Tracciati, cavolo, già lungo. Sti tracciati cittadini mi stanno sui maroni. Per il momento siamo in 6th place. E vola, vola come. Tante sbavature. Ripeto, nel giro singolo possiamo anche fare un buon giro, però bisogna vedere nel passo gara in un gran premio così difficoltoso per me come questo in Arabia, che se ne sta già andando Junior. Adesso vediamo se riusciamo a prendere Ok, stiamo un monitorando ritmo. l'usura dell'unità a Cosa c'è? combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Qualche Possiamo problema usare ce il l'ho. DRS. DRS Subito a disponibile. sandwich. Classico sandwich, come dire. Tipico sandwich. Sempre delle sbavature, adesso rischio anche le penalità, devo stare molto molto attento. Proprio in questa gara la pulizia non è proprio il mio forte. Una delle gare dove ho più difficoltà, infatti non vedo l'ora di togliermela dai maroni. Ecco, un altro punto, ma perché? Mi spiegate il perché non riesco a tenerla? Dopo 2 punti dove non la tengo. Qua è un bel casino perché adesso Leck è più veloce, Leck è più forte, Leck è più tutto, Leck. Qua un po' di fumo. Almeno il DRS. Giro record di Lando, fastest di Lando. Condizioni delle gomme ancora ottime. Provo a buttarmi, la rischio, però è andata anche bene. In testa alla corsa, Lando Norris. Sempre lungo, che nervi! Già leggermente meglio, pian pianino Beppe, pian pianino. Certo il passo gara è quello che è.
Sicuramente Lec ha tutto per superarmi. Ola. La Ferrari ovviamente è 106 volte più veloce, ci sta. Ma purtroppo stiamo perdendo contatto con Junior. E questa non è una bella cosa. Ancora Lec. Forza, puoi riprenderti quella posizione. Insomma, purtroppo Ferrari è molto più competitiva. Ad arrivare al settimo sarei già contento, ragazzi, per come siamo abituati in questa gara. Il distacco dal tuo compagno di Questa squadra è la è curva dove possiamo 5,0 secondi. recuperare. Vedi più, perfetto. 3 secondi da Junior. Sta gara proprio è un supplizio per me. Non la sopporto proprio. Oggi ho fatto anche miglioramenti per i box. Dai, 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 dai. Yes. Bravi. La strategia di gara è completa. Siamo Adesso devi finire la tredicesimi corsa però. con Ma queste qualcuno gomme. probabilmente dovrà ancora entrare ai box, spero. Vai che andiamo. Devo mettere in temperatura. Nessun ritiro per il momento. L'unica cosa strana, beh, veramente il gioco è migliorato tanto, sia graficamente che giocabilità. Però fatalità finora niente, né red flag né safety car, solo una virtual, incredibile. Di solito io ho sempre quello dei 1000 colpi di scena, stavolta one cazzo. Per il momento. E adesso vediamo se abbiamo un ritmo con le hard. Secondo me qualcuno deve ancora andare ai box, ne sono quasi certo. Siamo al giro 13 su 25. È un po' lungo, ma neanche troppo, va bene, va bene. Adesso dobbiamo spingere come dei pazzi. E vedere se succede qualcosa davanti, speriamo. A qualche punto lo vorrei portare a casa. Perché proprio mi rendo conto che non ho un gran ritmo. Qualcuno ai box comunque. Dobbiamo guidare puliti. Per il momento nessun ritiro. La meravigliosa bandiera gialla del Bahrain ci ha regalato il podio qua però, la vedo dura. E basterebbe fare anche un punto per muovere la classi e mettiamoci anche fiche. Sicuramente con le hard giriamo meglio però, Questa mi sembra abbastanza oggettiva come cosa. Mamma mia che rischio. Non ho danneggiato niente però. Abbiamo Gigi dietro e chiaramente Gigi ci prenderà. Se vogliamo il podio, se vogliamo punti dobbiamo superarne almeno un altro. Perché Gigi è qua, signori, Gigi è già qua. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 7,0 secondi. Sverniciato Gigi, viene a riprendere nell'unica curva dove riesco a essere più veloce. Se nessuno è andato ai box, se tutti sono già andati ai box ragazzi, e nessuno si ritira, la zona punti oggi è impossibile. Webber malissimo, è partito anche, non ha superato neanche il primo taglio Webber. Webber in grosso calo e non va bene perché la scuderia ha bisogno di punti per i soldi, per vivere. Questa gara sappiamo che per noi è veramente dura.
Questa gara è veramente difficilissima per noi. Purtroppo non stiamo combattendo con nessuno, questo è un grosso problema. Adesso non è il mio massimo per questa gara, Gigi però. Gigi più forte, Gigi più incredibile. Mettilo sotto pressione, facciamogli commettere un errore. Però c'è Hülkenberg che possiamo pigliare, secondo me. Hulk si può prendere, Hulk si deve prendere. Qualcuno ai box mi sembra, sì, c'è gente ai box, dai, allora ne avevamo perso tanto. Che rischio, madonna la salvo. E siamo quinti. Incredibile, incredibile, non ho perso nulla. Abbiamo carburante a sufficienza per Vuol altri dire che 8 giri. non sto girando male, cazzo. Forse abbiamo anche guadagnato, non lo so. No? Sta buono, Kuma, sta buono. C'è una tensione senza un senso logico, non mi aspettavo di essere quinto. Vuol dire veramente che abbiamo fatto le cose buone. Nonostante una gara sfavorevolissima, stiamo girando. Nessun ritiro. Mamma mia, sto cazzo di cordolo, eccolo là. Come perdere la posizione? Mettilo sotto pressione, facciamogli commettere un errore. Poi ci provo. Mamma mia, questa l'ho presa bene, questa è una delle poche curve che prendo bene. Mamma che lotta, però sono veramente a carburante 0-0. Qua ho fatto l'impresa, qua ho fatto l'impresa in un inglese perfetto. Però non ho più carburante, attenzione. Per quello sto andando bene, secondo me, perché ho messo il carburante giusto. Prego, non cappellare come... Eccola là. Ho esagerato. E l'ho pagata a cara prezzo, adesso c'è anche Ocon. Dai, davanti a Ocon possiamo fare incredible. Ho sbagliato il carburante. Ne ho messo troppo poco stavolta. E ho le gomme veramente finite, non sto più in pista. No pist, peccato. Dai Max, almeno Webber, almeno tu cerca di... Bandiera gialla. Mamma mia. Vai. Vince Max alla fine, grande Max, 4 vittorie di fila. Noi alla fine arriviamo decimi con le gomme iper finite, va bene così. Un punto in Arabia. Prendi la gomma e portala a casa. Me lo tengo stretto. In una gara che odio, che faccio schifo, sinceramente. La prossima cosa è forse Miami, anche là. Disastro. Gigi Hamilton, pilota del giorno. Grande Gigi Hamilton. E alla fine nessuno è riuscito. Bravo. Poteva andare molto peggio, dai. Solo che alla fine sono crollato. Beh, è stato un fine settimana di Ho Formula 1 36-7, alla fine come giri veloci, prossimamente per altri non momenti male. di incredibile Formula 1. Dai, Webber ha preso un punticino, va bene. La classifica ci vede sempre là. Ma a me interessa capire la costruttori, siamo ancora quarti. Va bene, questo è il vero obiettivo. Ci spariamo la sprint di Miami, dove diluvia in una maniera devastante. Anche per la qualifica è prevista pioggia battente, in gara sereno con forse qualche pioggerellina. Pazzesco proprio a Miami. Siamo 15esimi in griglia, invece Webber penso sia forse tra i primi proprio, ha fatto una super qualifica, però c'è da dire che lo sviluppo macchina procede nel senso siamo a pari merito con la Mercedes, quindi come quinta forza, cioè, stiamo perdendo colpi, non capisco il perché, forse un po' di ritardo in certi sviluppi, ma vabbè, proviamoci.
Mamma mia, che diluvio. Go, 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 go. Vediamo con la pioggia, però abbiamo visto che abbiamo fatto buone cose in Cina. Quindi non è detto. Magari proprio The Magic ci fa il miracolo sotto la pioggia, vediamo. Mamma mia. Perdo molto in trazione qua. Non si, proprio a Miami il diluvio, cioè è pazzesco, è una gara che odio. Proprio Arabia e Miami sono due gare odiose. Non si vede one cazzo però, Mamma mia, sta andando fuori da solo praticamente, che bello, che bello. Va bene, perfetto, proprio mi superano così. Siamo ripresi le posizioni. Devo ambientarmi, cazzo, in un tracciato che è veramente pieno, pieno d'acqua. Oh, qua provo a buttarmi pian pianino. Very good. Ok. Saranno veramente 10 giri di fuoco. Oh. Se voglio prendere qualche punto devo darmi una svegliata. Russell. Fastest di George Russell. E che palle, subito la Ferrari che vi supera. Qua dal nulla, mamma mia. Questi van pianissimo. Cioè tutti van pianissimo, ragazzi. Non si vede niente. Qua potevo, quindi certi punti invece freno non devo. Oddio, cosa è successo? Red flag. Bandiera rossa. Red bandiera flag. Rossa. Ti aggiorneremo ai box. Stanno tutti Mamma bene. mia, era chiaro. Con sta pioggia a Miami. Informazioni La bandiera rossa era d'obbligo, dai. Ok, quindi cambia poco secondo me. Mamma mia. Ok, in pratica è una sosta libera, quindi riflettiamo bene sulla strategia per il resto della gara. Cazzo. No, aspetta. Cambia tutto qua. Quindi? Oh cazzo. Ok, andiamo con le gomme se mi dicono intermedia, andiamo all'intermedia. Stai dica. No, andiamo raga per la seconda partenza. Incredibile, addirittura Mamma mia, yellow flag ancora. Che casino. È arrivata la bandiera rossa. Alcune informazioni Charles su fuori, Charles fuori. ritirando dalla gara. Subito Carletto fuori, incredibile. Pazzesco quello che è successo. Siamo tutti con le intermedie. Qua prendo sempre le mine. Alcune pozzanghere stanno scomparendo. Per il momento queste gomme vanno ancora bene, ma tra non molto le condizioni potrebbero essere adatte. Che anche il meteo è migliorato molto. Prima il distacco era tipo in un secondo, passavi da full wet a gomme da asciutto. Mamma mia, perché ho sempre pochissima batteria in sto momento. Si nota la cosa, porca miseria. Ok, hai perso una posizione, ma restiamo sta concentrati. buono, questa me la riprendo.
Proprio non ho, ma Verstappen comunque, ragazzi, cioè, illegale in 102 stati. Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è 0,0 secondi. Se riesco a rosicchiare qualche posizione, ma non ho proprio ritmo. Non ho il passo, Fiori. Comunque incredibile, con la interruzione il tempo è migliorato. Attenzione, mamma mia, bellissimo. Questo è un gran sorpasso. Questo è un buon sorpasso di Ayrton. A questo punto nei rettilini prendo le mine. Nei rettilini prendiamo veramente le mine. Ocio, ci prova. Non ci credo. Mamma mia, peccato. Qua però me la piglio io la scia. Nine place. Ancora fastest di Max. Mamma come vola Max. Ok, sei nella top 10. Che belle sono in top 10. Perché siamo nella top 10 della sprint. Dai, non male, non male. È lunghissimo qua proprio la cappello completamente. Vai. Ah, pelle dura. Una sprint veramente ad alta tensione. Cioè, dire che in condizioni di bagnato mi sembra che andiamo un po' meglio, però. Che se adesso sembra asciutta la pista, non so, però se la gente vuole rischiare. Le condizioni sembrano stabili al momento, non è prevista pioggia. Le gomme intermedie sembrano le più veloci per ora. Ah, quindi ancora l'intermedia, da. Max sta volando. Vola il signor Max. Il turbocompressore è agli sgoccioli, cerca di tenere il chilometraggio al minimo. È vero. Cerchiamo di non sbagliare questa, ok. Nessuno andrà a cambiare le gomme. Anche se le condizioni adesso sembrano praticamente da asciutto. Finalmente una bandiera rossa. Bella questa. Ci prova Ayrton ancora in questo punto e ce la fa. Forse ce la fa. Vai, 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 vai. No, non ci credo.
Non ci credo. Ai ai ai. Ma porca miseria. Brutto errore qua. Beh, abbiamo un po' di danni all'ala anteriore, ma non è abbastanza da poter giustificare una fermata ai box per i giri che mancano. Disastrum. Brutto errore qua, brutto errore, brutto errore, brutto errore. Peccato. È ingovernabile adesso la macchina, ovviamente. Non la tengo più. Che sbaglio che ho fatto. Troppa fretta. Siamo con l'ala finita. Stagli sotto. Appena fa un errore ci riprendiamo la posizione. Ah, lungo, 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 sì. Ponk. Niente, mi devo ritirare. Niente, primo ritiro in sprint, vabbè. Meglio di niente, però è andata. Male, male, male. Potevo forse fare qualche punto, non lo so. Ma purtroppo è andata male. Ora l'ala è troppo andata. Vediamo un attimo. Si conclude la gara sprint, ma il Sì, ce la weekend facevo è prendere solo un gli punto. inizi. Le Fanculo, va. qualifiche e ovviamente il Gran Premio ci attendono. Eccoci qua ragazzi, siamo in quarta posizione, grandissima qualifica inaspettata. Previsto sole, diciamo variabile con forse un po' di pioggia, ma boh, non so se da addirittura gomme da intermedia. Qualificazioni con partite con gomme da bagnato estremo per poi finire con asciutto. E niente ragazzi, siamo così. Siamo pronti a dominare la scena, speriamo, voglio fare bei punti qua, eh. Weber settimo. Vai. Go, go, go. Cerco di stare attento, non voglio rischiare. Abbiamo visto, è la sprint. Un ritiro fastidiosissimo. Comunque siamo competitivi con Webber anche settimo, va bene, già guardate la posizione. Questo non mi aspettavo, questa gara qua. Siamo addirittura in zona odio in questo momento. Credo che la gara è lunga, eterna. E il cambio è un po' così, il prossimo devo cambiare il cambio, alla prossima gara. Devo capire anche il meteo, perché la pioggia un po' la dà, ma sembra poca cosa. Adesso questo è il punto dove sorpasso di solito. Ecco, in questa curva qua, però siamo distanti adesso. Però questa sarà la curva chiave, se vogliamo superare. Comunque in quel settore là sono comunque il più veloce, più incredibile. La macchina cominciamo a vedere dei sviluppi importanti. Attenzione, tanto Norris e Verstappen, se sta andando a Verstappen le sta vincendo tutte fino a questo momento. Ma il Cume a passo ragazzi, a Miami, incredibile, non so cosa dire. Possiamo usare il DRS disponibile. Devo solo stare attento adesso a non far danni. Occhio, subito errore. Fanculo, fanculo. Miami può diventare invece una gara favorevole secondo me. E poi non c'è più quel bug che nei rettilinei perdi 10.000 anni, cioè perdi ma il giusto in base alla macchina che hai, sicuramente una Ferrari dietro, quindi è molto probabile. Io comunque cerco di tenerla dietro. Guarda come se le danno davanti, questo è importante così non perdo. Questo è il punto che devo avvicinarmi perché poi posso tentare il sorpasso.
Devo essere un po' più vicino però. Tanto siamo in piena. Non siamo in DRS? No. Ah sì, ecco, mi pareva strano. In quel settore pompo bene, Servono anche soldi per gli sviluppi perché non siamo messi benissimo a livello economico. Attenzione che Miami può diventare territorio di caccia. Giro record di Max, fastest di Max. Max sta vincendo qualsiasi Nessun problema alle cosa gomme, per il continua a momento. mantenerle così. Va bene. Cosa fa? No, vabbè, ma non può. Vabbè. Non l'ho capita questa, Beppe. Non l'ho capita. È dura mantenere il ritmo, però, Chiaramente la mia macchina è meno veloce rispetto alle altre. Siamo la quarta, quinta forza che la Mercedes sta cercando di recuperare. Però noi abbiamo due piloti fenomenali, soprattutto Ayrton. Però anche Webber sta dimostrando un buon pilota, questo giovane australiano. Noi siamo fuori dal DRS, invece Charles ce l'ha. Questo non è molto buono. Non ce la faccio con le Ferrari, McLaren, Red Bull, non ce la fa. Forse che ho dei punti dove riesco a riprendermi. Avevo fatto... Mamma mia! Non ho le gomme già distrutte, cazzo. Me l'aveva detto che... cacchio, subito pioggia, addirittura incredibile. Il sottoscocca è un po' danneggiato, avvertirai la differenza a breve. Già DRS disabilitato, non me l'aspettavo così presto. Vedi che è un tracciato dove... non la tengo, non la tengo. Intermedie. I commissari hanno vietato il DRS a causa del maltempo. Il DRS non è più disponibile. In questo tracciato si vede che attacca subito la pioggia. Questa è l'unica, come si dice, idea che ho. Piove qua però, Dai veloci. Dai veloci. Chiaramente la Ferrari Abbiamo davanti. effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Ma... il tracciato è già bagnato, Fioi. Il tracciato è già Mark bagnato. sta rientrando per la sosta. Incredibile. Vuol dire che è un tracciato dove la pioggia subito attacca, tra virgolette. Non è neve, non so come spiegarlo. Comunque, boh. In altre piste ci vedeva di più. Però si vede già che la pioggia c'è. Piano, mamma mia quanto l'ho rischiata. È ancora lunga la gara e probabilmente potrebbe tornare anche il sole. Però la pioggia è arrivata veramente veloce e anche abbastanza intensa. Il sottoscocca ha preso una Non me botta, l'aspettavo. ma nulla di serio. Ma cosa ho preso? No, dai. Sì, la pioggia è già abbastanza importante. Non è stato un weekend così, tutto il weekend sole, pioggia, pioggia, sole, sole, pioggia. Veramente un tempo un po' così. Siamo Le sesti. condizioni delle gomme sono buone, non preoccuparti.
Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 6,0 secondi. Il tracciato comincia a essere già bagnato. Incredibile, non me l'aspettavo. Le previsioni davano tutt'altro. Cioè davano un po' di pioggia e basta, ma per pochissimo. La situa. Veloci. Il box è ancora bagnato. Chiaramente gomme hard. Veloci però. Durata 17 giri, siamo tranquillissimi. Ok, DRS abilitato anche, quindi vuol dire che la situazione si vede. I commissari hanno dato l'ok per il DRS. Sono l'unico che ha cambiato le gomme e devo approfittare di questa situa. Che ho tanto traffico. Probabilmente per quello era meglio non andare forse. È durata poco la pioggia. Che altro con le hard, sì. Non è che ho tutto sto miglioramento perché ho usate sia le soft che le medium, sono usate, non ho altre gomme praticamente in soldone. Mark ancora sta rientrando per la sosta. Bortoletto con le intermedie è pazzo. È pazzo il Borto. Ah, qua vado lungo. Mamma mia che rischio. Per fortuna non ho danneggiato niente. Ormai c'è poco da fare da Sainz a una distanza troppo elevata. Purtroppo. Ci vorrebbe la safety car, qualcosa per ricompattare il gruppo. Ho un buon ritmo, ma non da podio, da primi 3, 4, 5 diciamo. Adesso Bortoletto andrà anche ai box, ma ha perso un'eternità. Webber con le medium, signori, Webber con le medium. Se mi arriva davanti, vicino lo lascio passare ovviamente. Strategia bella di Webber, mi piace, bella aggressiva. E qua con Ocon, qua a Miami vado meglio con la pioggia. È abbastanza oggettiva la cosa. Ok, hai perso una posizione, siamo sotto di una. Sì, me la ripiglio qua. Mamma mia, bella lotta. Si devo lasciare andare via perché se no... Peccato, perdo 2 posizioni. Dai. Pazzesco, Verstappen comunque vince ancora. Vabbè. Ottavo, ho rischiato tanto con il carburante, ma non potevo permettermi di arrivare senza ovviamente benzina. Ottavo posto amarissimo, perso tutto l'ultimo giro. Non Ok, avevo accolto il prendi la gomma e carburante. portala a casa. Vai, da qualche punto è arrivato, c'è margine, nel senso sono contento. In gare sfavorevoli far così non è male. Giorgione Russell si è preso l'MVP. Noi E siamo alla là fine nessuno è riuscito. e la cosa mi va bene. La gara di oggi è stata a dir poco elettrizzante e il trio vincente ci ha fatto divertire e si è divertito in pista. Certo che Verstappen le sta praticamente vincendo tutte. Beh, è stato un fine settimana di Formula 1 davvero La entusiasmante. classifica. Tornate a seguirci prossimamente per altri 33 momenti di punti, incredibile Webber Formula 29, 1. siamo là, siamo là.
E stiamo comunque sulla Mercedes, dai, va bene, va molto molto bene. L'importante è che ci porta al secondo posto di bomba. La Ferrari è crollata, molto bene, anche la Red Bull. Comunque ha perso la posizione da me. Vabbè, andiamo un po' avanti. Adesso abbiamo Imola, arca miseria, che Ho cattive palle. notizie. Sembra che durante la fase di sviluppo uno dei ricambi abbia avuto dei problemi. Dobbiamo ricominciare il processo. Qua sono tanti soldi che perdiamo. Aspetta un attimo, calma. Sviluppa. E ok, il telaio c'è. Quindi possiamo mettere... Vai. Ok. Motopropulsore, perfetto. Qua non dovremmo avere niente, chiaramente se ne ha più cose, ma dai, ci siamo, ci siamo. La Red Bull qua un po' difficile da capire. È in ritardo nel... Ok, vediamo qua come siamo messi, sviluppo. Ok, la resistenza c'è, è importante anche che non riesco a sviluppare solo, sto sviluppando la macchina adesso. Ok, perfetto, torniamo quarti. Va bene. La roba che vorrei capire... ma qua siamo sempre la quarta forza. Boh, è durato pochissimo il secondo posto. Boh. Perché si sviluppano giustamente anche le altre. Raga, ci becchiamo per il Gran Premio di Imola. Ciao!